Confronto acceso. L'aggettivo però non esemplifica in maniera corretta il durissimo scambio di vedute avvenuto negli spogliatoi del Taliercio tra Luigi Brugnaro e il coach Carlo Recalcati. Il patron Oro Granata, che non è nuovo a sfuriate del genere, negli anni passati più di una volta ha fatto il giro del campo per andare a fornire il suo punto di vista all'allenatore, è piombato nel cuore del palazzetto come una furia. Sarà per il campionato altalenante, sarà per qualche vecchia ruggine. I due, stando ai rumors, non se le sono mandate a dire con un Brugnaro particolarmente su di giri. Alla fine del match, partita ben giocata dalla Reyer nonostante la sconfitta, in sala stampa si è presentato il vice di Recalcati De Raffaele. A parlare dell'episodio poi solo il presidente della Reyer, Federico Casarin, che ha definito lo scontro un normale scambio di vedute, uno dei tanti confronti tra società e staff tecnico. Fatto sta che Recalcati ha lasciato il Taliercio scurissimo in volto, riservandosi di dire la sua sabato. Si attendono novità.